È arrivato in studio Claudio Boaro, dunque andiamo a chiudere la pagina informativa da Udine. Allora Boaro, chiaramente chiedo anche a lei un po' un commento su quello che è accaduto oggi. Una premessa dice: quando si perdono le staffe del cavallo si va a rischio di essere disarcionati, no? È un po' quello che è successo alla Serracchiani. Esatto, dire, no? Dal punto di vista umano dispiace vedere certe cose. C'è stata anche una grossa delusione da parte di molti esponenti del PD, immagino, perché erano abituati a vederla guerrigliera, proprio determinata, granitica nel vero senso della parola, invece si è rivelata umana come tutti, non un robot in funzione. Sì, anche perché qualcuno sui social oggi ha detto: ah, ma è una sceneggiata, è la classica. Invece poi analizzando bene le immagini, devo non dire è la una verità, sceneggiata. c'era poco di sceneggiata. Io posso capire invece il suo pianto, però interpretato in maniera diversa. Lei ha capito che in pochi mesi adesso, fra le elezioni regionali, si è sfumata a livello nazionale quella che poteva essere una sua candidatura a segretario nazionale proprio del movimento, del partito, del PD. Si è sfumato un po' tutto, è crollato il palco e ha ribaltato tutto dal punto di vista personale come delusione, ma non è così. Sappiamo tutti che sta piangendo anche per alcuni suoi peccati, specialmente qui in Friuli, quando è stato negato. Potrebbe recuperare, come no? Ha ancora un anno e qualcosa da amministrare. Forse, ma io dico, amministri, si riveda, è segnale di intelligenza rivedersi. Hanno bocciato un referendum dove la gente chiedeva di votare. Proponilo come regione questo referendum e permetti ai tuoi cittadini che dicano la loro. Questo è un segnale di apertura e non di arroganza come è stato a suo tempo. Diciamo che anche all'interno del Partito Democratico, possiamo parlare chiaro, ci sono i franchi tiratori e i falchi già pronti. No? Vorrei parlare anche un minimo delle UTI. Cosa è successo con le UTI? Che si è distrutto il territorio dimostrandosi un fatto negativo anche dal punto di vista gestionale proprio. Lasciamo stare quanto costa. Perché non pensare proprio a due blocchi ben distinti, Trieste e Friuli, dove diventa molto più semplice, pur mantenendo le UTI, poi al loro interno decideranno cosa fare. Sarebbe un segnale di buon senso che le farebbe recuperare parecchia credibilità. E lo dico io da movimento che abbiamo trascorso i 10 anni, il mese di novembre, che non ci siamo legati a nessun partito. Per noi più destra, più sinistra, più centro in regione, se amministrano bene ci fa piacere. Senta, proprio 15 secondi per ricordare l'appuntamento di domenica. Domenica siamo a Udine a dimostrare e a proporre un progetto alternativo a quello che abbiamo subito fino adesso, chiaramente. Non è per essere contro qualcuno, ma per portare avanti le nostre idee, chiaramente. 11:11 in piazzetta del Lionello. Vi aspettiamo tutti. Per questa manifestazione, tutti per il Friuli. Con una bandiera. Benissimo. Grazie Claudio Boaro per il suo intervento, grazie a voi gentili amici e amiche per la visione e l'ascolto.